Buona Padania e buona Benacchia a tutti. Oggi gli argomenti sono Andrea Rognoni, vi saluto nell'AFA padana ed europea in senso buono di questi giorni. Dunque, oggi gli argomenti sono Zeffirelli, perché non avevamo avuto il tempo reale di parlare per 2 sabati della morte del cosiddetto maestro Franco Zeffirelli, brevemente naturalmente, e un po' a freddo dopo l'ubriacatura mediatica delle ultime settimane. Ma anche e soprattutto la Biennale di Venezia, perché è l'anno della Biennale e c'è a parte insomma la solita variabilità e confusione di stili e di arrivi da ogni parte del mondo, nell'area che tradizionalmente oramai, soprattutto l'Arsenale, fa da location alla location, si ritorna a quella trasmissione appunto che la nostra cara Preti aveva impostato l'altra volta, e laddove l'ascoltatore chiedeva la traduzione italiana, insomma, locazione. Bene, la Biennale e soprattutto i linguaggi del labirinto italiano, Enrico David, Liliana Moro e Chiara Fumai, i 3 artisti scelti da questo nuovo curatore molto eccentrico. L'avrete visto magari ospite di Kamila Raznovic nella trasmissione che tiene la sera. Un personaggio ermafroditico, il curatore Milovan, quindi metà maschio e metà femmina, in senso di originalità artistica naturalmente. Milovan Farronato, il curatore di quest'area. E poi ancora qualche consiglio per i libri estivi, visto che ormai siamo davvero in estate, come si evince dalla temperatura. Su Zeffirelli, mamma mia, si fa fatica a parlare di Zeffirelli, perché prima di tutto Zeffirelli è stato un regista, un autore di teatro, di cinema e di altre soluzioni sceniche, che ha fortemente connotato il suo esistere, il suo fare, il suo esserci, direbbe Heidegger, con la lirica, l'opera lirica. Io qualche anno fa, ormai saranno passati 17 anni, 18 anni, ho parlato di Verdi perché conosco Verdi, Wagner lo conosco, l'opera lirica in senso lato mi risulta abbastanza complicata, non sono un esperto, nel senso che pur avendola ascoltata in alcune occasioni soprattutto alla Scala, non sono quell'esperto che meriterebbe in questo caso Zeffirelli, perché Zeffirelli certamente conosceva molto bene l'opera lirica, al punto da tradurre in spettacolo La Traviata ed altre opere significative. Però Zeffirelli è legato molto alla riduzione cinematografica di alcune opere del secondo Ottocento, come quelle di Verga, e anche e soprattutto, in senso televisivo, a quel capolavoro che rimane sicuramente Gesù di Zeffirelli, del 77. Sono passati 41 anni. Prima la nostra collega citava il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Quegli anni che vanno tra metà anni 60 e fine anni 70, 15 anni, sono stati in tutto il mondo una palestra di riflessione su Gesù. Ora, parlavo recentemente con un mio collega critico d'arte che sostiene che Gesù progressivamente è crollato dal punto di vista mediatico. Questo è visibile, è tangibile, no? Non ci sono più opere dopo The Passion del nostro Gibson, dunque non ci sono più opere su Gesù per tanti motivi. E accolgo un suggerimento di questo critico, che si chiama Francesco Mutti, su un'idea: ha vinto la sindone e ha vinto
la dimensione sindonica del Cristo che è offerta da Che Guevara, da Morrison e da altri personaggi anche femminili, visto che Dan Brown ha ricostruito il femminino anche in Cristo col suo capolavoro, discutibile naturalmente, ma di grande successo, Il Codice da Vinci, sul quale eravamo ritornati anche in occasione del cinquecentenario di Leonardo. Ora, il problema maggiore rimane questo. Se è vero che Gesù è crollato come audience, è crollato nella Chiesa, è crollato presso i fedeli, è crollato dopo la fine del pontificato ratzingeriano, è crollato non solo perché la Chiesa ma anche i fedeli e l'opinione pubblica non è più interessata apparentemente anche da parte dei laici su un discorso su Gesù, sulla figura del Gesù, però è emersa vie più una figura ombrosa di tipo sindonico, appunto, ha vinto la sindone, cioè ha vinto l'ombra, ha vinto il nero, ha vinto il chiaroscuro rispetto alla figura reale e quindi tutti questi personaggi sia maschili che femminili hanno sostituito Gesù. Perché l'hanno sostituito? Perché evidentemente assistiamo a una desacralizzazione di ciò che è la religione non solo cristiana, si badi bene, ma anche altre religioni, ma soprattutto quella cristiana. Questa desacralizzazione comporta evidentemente la nascita di feticci che sostituiscono il Cristo. Bene, l'ultimo grande Cristo fu proprio quello di Zeffirelli, che accompagnò gli ascoltatori e gli spettatori ancora fino alla fine degli anni 70, inizio anni 80. Un capolavoro certamente, perché quell'attore che interpretava Gesù era vocato al massimo a farlo, per il Gesù che si aveva in mente allora, cioè un bel giovane dotato di barba che è in grado di cambiare il mondo, di fare la rivoluzione. Pensate anche a Jesus Christ Superstar, no? Pensate a tutto quello che negli anni 70, a partire da Pasolini, citato prima, per arrivare ancora fino alla prima riflessione su The Passion di Gibson, che sarà degli anni zero, però attenzione, sarà già una parodia in un certo senso. Quanti hanno notato troppo sangue in Gibson per la passione, tra l'altro girata a Matera, guarda caso, ma quello di Zeffirelli secondo me è stato l'ultimo Cristo reale, perché era quegli anni c'era ancora un senso, significato ultimo del ruolo metafisico, fisico e metafisico del Salvatore. Dopodiché si è assistito a una caduta e a un crollo. Quindi Zeffirelli in qualche modo rimane ancorato a quell'exploit, anche perché allora era già fra i 50 e i 60, è morto a 96, quindi si sa che dopo una certa età, questo vale per tutti, soprattutto per me fra qualche anno, la creatività, la capacità di donare al mondo opere di inedita creatività cade, viene meno. E Zeffirelli, in effetti, se ci pensate bene, non ha fatto ancora un granché di roba negli anni 80-90, ha vissuto un po' di rendita. Che cosa c'è che magari non convince appieno di Zeffirelli? Zeffirelli tecnicamente, stilisticamente, pensiamo al Gesù, pensiamo a tantissime opere anche legate alla lirica o a Verga, pensiamo al cinema degli anni 60-70, Zeffirelli è un maestro perché è un guru della tecnica. I primi piani del Gesù, i primi piani di alcuni personaggi femminili in diverse opere, compresa la Traviata, sono assolutamente irripetibili. Zeffirelli aveva una capacità di fare cinema dal punto di vista proprio della costruzione dell'immagine. Però chiediamoci, c'era davvero dietro un contenuto e una capacità di trasmettere valori? Qui ho qualche dubbio, al di là di una generica
simpatia per la visione metapolitica di Franco Zeffirelli, che è sempre stata di centrodestra, e qui bisogna riconoscergli che in un mondo governato dal diktat radical chic da una certa sinistra, lui aveva un bel coraggio, non ci sono dubbi, aveva un bel coraggio. E estendiamo anche un pietoso velo sulla sua vita privata, perché come molti artisti, anche Pasolini citato prima, ma certamente anche lui, così aveva trovato nella dimensione dell'omosessualità la soluzione dei suoi problemi sessuali. Poi girava voce che Novello Oscar Wilde scendesse a Positano, dove aveva la casa, in cerca di ragazzi. Beh, insomma, per carità, ci mancherebbe altro. Testori è stato un grandissimo, anche lui cristiano, anche lui omosessuale, eccetera, eccetera. La cosa non presenta agli occhi dell'opinione pubblica attuale, neanche ai miei, una contraddizione, non presenta una contraddizione in sé, perché quello che una volta era considerato un peccato adesso non lo è più, è esercitato sicuramente da tutti ed esercitabile da parte di tutti. Ma Zeffirelli era anche un certo tipo di Firenze, un certo tipo di Roma, con un certo tipo di codazzo di persone autorevoli e importanti, di varie nature, di varie forme, dalla Callas per arrivare più recentemente a personaggi del mondo televisivo, alla Page, che in qualche modo cercavano di salvare il salvabile come immagine, anche quando poi, ripeto, come contenuti non c'erano più tanti da dire e da fare. Zeffirelli quindi è stato un grande dal punto di vista tecnico, non me la sento di dire che abbia innovato come contenuti, messaggi, come idee, non me la sento di dire che abbia innovato per forza tout court il cinema italiano. Io so di essere accusato troppo spesso di non fare dei necrologi celebrativi. Radio Padania si distingue anche per questo, dopo tutto, no? Cioè, voi sentite quando muore qualcuno, Rai, Mediaset, tutte le radio più importanti celebrano un'ovazione, una standing ovation spudorata nei confronti di questi personaggi, perché non si può dire male a cadavere caldo, robe di questo genere. Io ho ricevuto strali furenti quando è morto Dalla, perché ho detto le cose belle, ma ho detto anche le cose brutte. Continuo a farlo e grazie a Dio c'è la libertà di Radio Padania per poterlo fare. Non dobbiamo pensare che le persone che passano all'aldilà siano degni soltanto di lode. Non lo faceva Dante nella Divina Commedia, figuriamoci se dobbiamo farlo noi a tutti i costi. Certo, io ve l'ho detto, Zeffirelli sul piano tecnico è uno dei più grandi di tutta la storia del cinema, ma sul piano tecnico, dell'inquadratura, dei primi piani, dei paesaggi, sul piano dei contenuti io non me la sento di valorizzarlo oltre una certa misura. Vi dicevo, la Biennale di Venezia è scattata all'edizione 2019, sta avendo un discreto successo, ci sono ovviamente temi e linguaggi tipici di tutto il mondo che attraverso le varie mostre riguardanti l'Asia, l'America, quella che viene chiamata la faccia oscura dell'arte. Mi rifaccio ovviamente anche a quanto scritto su Arte all'ultimo numero di giugno della Mondadori. Poi c'è il Padiglione Italia, che è molto interessante quest'anno, perché ci sono dei personaggi che hanno da dire, quanto ad arte contemporanea, delle cose fortemente innovativi e fortemente interessanti. Si chiamano David, Enrico, Liliana Moro e Chiara Fumai. Rappresentano a livello di pittura e di scultura quanto di più interessante ci sia attualmente nel contesto nazionale. Vorrei citare la Chiara Fumai perché con opere come titolate in inglese, io ve la traduco in italiano a beneficio del famoso ascoltatore, questa linea non può essere superata,
attraverso uno stile grafico veramente, veramente inedito, che non ho trovato ancora in nessun altro. Si tratta di grafemi che vanno a convergere per il nostro occhio su un fondo bianco dove prevale il rosso e il nero. È difficile adesso farvi vedere qua esattamente vediamo un po' se ce la facciamo, perché vedete il ragazzo che sta guardando l'opera, è difficile. Il ragazzo che sta guardando l'opera, ecco, vediamo che il nostro regista, l'opera è questa, è l'opera sulla sinistra. Ecco, sarò breve di modo che Roberto non si consumi dalla... Ecco, l'opera, quest'opera che vedete sulla destra della pagina, bravo, grandissimo il nostro regista, è un'opera della Fumai che di 2 anni fa, dove lei dà il meglio. Siamo nell'arte contemporanea, cari ascoltatori, non è Raffaello Michelangelo, perché questo tipo di stile accomuna la poesia visiva con un certo tipo di tratto da fumetto che già da molti anni ha conquistato il mondo dell'arte. E guardate, ci sono delle linee, con il dito le sto facendo seguire, delle linee che sembrano delle montagne, oppure sembrano le paraboliche di un'azienda che va prima in crisi e poi si riprende. Vedete, queste linee segnano il confine di questo mondo dove brulicano mani, piedi, strani ometti, gocce, lacrime rosse, eccetera. L'opera è significativa e soprattutto il titolo, questa linea non può essere superata, perché ci suggerisce uno dei grandi temi della nostra radio. Questo sistema, anche quando vive un momento di dissenso interno, riesce a rimasticare tutto. E quindi è difficile costruire un'opera veramente alternativa. Il ragazzo con gli occhiali che la sta guardando l'opera, vedete, nella maniera giusta, perché l'opera deve essere vista da sinistra verso destra e non frontalmente, perché è un work in progress che parte da una preistoria metaforica fino al futuro, un futuro che oramai è fatto di pezzi. Viene anche in mente la canzone di De Gregori, no? Pezzi, che di qualche anno fa, che ha ben intuito l'evoluzione di frammentazione totale del nostro essere. Ecco, vi ho voluto soltanto portare un esempio, poi ci sono tantissime altre opere, e poi c'è uno speciale nella Biennale di Burri. Burri è stato umbro, è stato sicuramente uno dei più grandi artisti contemporanei, è morto oramai da tempo, e con le sue tele, con i suoi sacchi, ha tagliati anche in maniera trapezoidale, geometricamente anomala, ha costruito una nuova immagine di arte, un maestro sicuramente del XX secolo. C'è tutto un padiglione apposta da andare a visitare a Venezia su Burri. Questo perché, sentendo prima l'ospite della nostra cara collega Preti, si definiva assisiana e non umbra. Burri era di Città di Castello. Penso che l'Umbria, al di là delle città che la compongono, che sono tutte molto belle e significative, abbia una sua identità che si è espressa nel mondo artistico proprio attraverso Burri, cioè un fondo scuro dove appunto i tagli orizzontali o verticali delle sacche dello Utah diventano gli unici modi per comunicare fra la dimensione materiale e la dimensione fortemente spirituale. Certo, nel XX secolo questo i grandi umbri come il Perugino del Rinascimento non avrebbero mai potuto ancora pensare. Stiamo arrivando in conclusione di trasmissione e ho tanti spunti da darvi, ma cerco di selezionare sulle opere da leggere. È un'estate, come vedete, direbbero gli spagnoli, caliente. Io vi suggerisco di leggere l'ultimo Glenn Cooper, che è uno dei più grandi scrittori, un autore da 3 milioni di copie, un autore anglosassone che è ancora abbastanza giovane. Il sigillo del cielo è un romanzo
in cui si parla di una pietra che nasconde il segreto per raggiungere il paradiso, diciamo di ispirazione templare. Poi ancora sono tante le opere che sono appena uscite e quindi sarebbe tantissimo da dire. Elena Janecek è quella che ha vinto il premio Strega l'anno scorso con La ragazza con la Leica, che era un'ottima opera ambientata nella guerra civile spagnola. Adesso viene fuori con Cibo, un romanzo, ripeta, Elena Janecek, di origine polacca ma poi vive in Padania. Un romanzo che mescola e unisce come fa il cibo individui e culture, perché il cibo è memoria e nostalgia, amore e ossessione, condivisione e solitudine. Ecco, si parla tanto del cibo perché la cucina in questo momento con i suoi chef sta dando il meglio o forse il peggio di sé. Questo è un libro da leggere per capire come nell'epoca contemporanea il cibo abbia caratterizzato il senso ultimo delle cose nel bene e nel male. Poi vi suggerisco un'opera che mi sembra significativa per chi ama la Sicilia, perché si intitola I leoni di Sicilia. Sono le vicende epiche e intime insieme di una grande dinastia siciliana che diciamo è frutto sicuramente di una mano che sta diventando femminile, che sta diventando magistrale. Stefania Auci, ovviamente siciliana. Ripeto, I leoni di Sicilia. Poi naturalmente cercherete in libreria anche le case editrici perché non ho tempo qui per sgranarvele tutte, mancano pochi minuti. Io vi suggerirei anche, sempre siamo in ambito di romanzi, vi suggerirei anche Frank Schätzing. Frank Schätzing è l'autore tedesco del Quinto giorno, che è un capolavoro assoluto, che raccontava la rovina ecologica dell'umanità, prevedendola nei particolari. Adesso c'è un grande ritorno col titolo La tirannia della farfalla. Sapete la storia del battito d'ali della farfalla che può decidere il destino dell'umanità a livello ecologico ma anche così antropologico. È un romanzo straordinario che è appena uscito, che mostra le conseguenze devastanti e imprevedibili del nostro ingegno. Schätzing ha una capacità di esprimersi anche nei traduttori italiani che ce lo porgono, unica nel suo genere. Crea veramente suspense e non è un giallo, non è un poliziesco, non è un erotico, non è un romanzo d'avventura, è qualcosa di più, è Schätzing, è unico nel suo genere e quindi ripeto, va assolutamente letto. La tirannia della farfalla, come possono le ali di una farfalla cambiare il mondo e l'universo. Per la saggistica ci abbiamo la conclusione della trasmissione. Io vi suggerisco un'opera che mi sembra perlomeno significativa in un momento in cui il capitalismo è in crisi. Si intitola Capitalismo immateriale, di Stefano Quintarelli. È un'opera, un autore poco noto che però appassiona per il linguaggio chiaro e informato sulla rivoluzione in atto dal punto di vista finanziario e telematico che riguarda tutti, istituzioni, imprese e capitali, ovviamente soprattutto i cittadini. Capitalismo immateriale. Naturalmente è appena uscito anche l'ultimo Diego Fusaro. Ci ritorneremo su Diego Fusaro, che sta impazzando anche in questi giorni in televisione con le sue provocazioni e che era stato anche collaboratore di Radio Padania qualche anno fa. Il titolo per la Einaudi è Pensare altrimenti. Ecco, ritorno un po' quest'idea, siamo in conclusione, quest'idea che soltanto attraverso una strategia filosofica e culturale realmente alternativa il mondo si salverà. Un grande abbraccio padano a tutti, buona estate, ma ci risentiamo ancora per diverse volte a luglio e quindi naturalmente cercate di sbrogliarvi fuori quest'afa per certi aspetti insopportabile. Parla uno che è nato quando faceva 40 gradi, quindi se non la sopporto io, chi la può sopportare? Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.it.